tre fiere e uno slogan: la Sardegna isola del benessere animale. A rappresentare il filo conduttore che ha legato le rassegne di Ozieri, Macomere e Arborea. Appuntamenti di primavera, divenuti vetrine e momento di confronto sui temi dell'agrozootecnia. Perché avete fatto questa scelta? Perché il tipo di allevamento che fanno i nostri allevatori è diverso da quello che troviamo in tutto il resto d'Italia, quindi il tipo di prodotto che viene fatto dai nostri allevatori, sia latte, sia formaggi, sia carne, è fatto sotto i principi del benessere animale, in cui l'animale è proprio allo stato naturale, così come lo conosciamo da sempre. Devo dire che sono molto soddisfatta di questo lavoro che sta facendo l'Associazione Regionale Allevatori e l'associazione con naturalmente la collaborazione delle associazioni provinciali e con i territori. Dobbiamo fare in modo che il benessere animale il principio del benessere animale diventi uno strumento di marketing commerciale, cioè noi dobbiamo raccontare proprio ai consumatori come i nostri prodotti sono assolutamente salutari anche grazie a questi sistemi di allevamento. A garantire la riuscita delle manifestazioni la sinergia fra l'Associazione Regionale Allevatori, le APA e le amministrazioni locali. Si è creata una bella sinergia con le tre amministrazioni, con Ozieri, con Macomere e con Arborea, che proseguirà anche con riunioni comuni che stiamo facendo e niente, continueremo anche per il 2017, stiamo già lavorando per il 2017 con una tematica che sarà diversa, però conseguenziale a quello che abbiamo fatto finora. Gli anni della crisi hanno segnato profondamente lo sviluppo di un settore che ora sembra riprendere slancio. In passerella ha sfilato il top dell'allevamento isolano, vertice che spesso coincide con quello nazionale. Qua abbiamo dei numeri interessantissimi e si mette a confronto per valutare poi il lavoro fatto dalle CTC per un miglioramento genetico che poi significa migliorare la redditività degli allevatori. A Ozieri la mostra dei bovini da carne, 80 capi selezionati delle razze Limousine e Chevrolet nel quartiere fieristico di San Nicola. Confermiamo l'impegno nel segno di una tradizione, forse secolare, insomma, per la promozione di attività rilevantissime sul piano regionale, con le nostre peculiarità territoriali, ma con protagonisti che ormai appartengono all'intera Sardegna, a partire dai galluresi in particolare. Quindi l'amministrazione in prima fila. La Sardegna è una regione importante perché diciamo che è stata la prima regione a portare queste meravigliose razze dalla Francia circa 45 anni fa. La linea vacca-vitello va per la maggiore e per fortuna gli allevatori hanno capito che per fare carne bisogna avere delle razze specializzate e queste sono veramente delle razze specializzate per la produzione della carne. I nostri allevamenti sono allevamenti che non hanno niente da invidiare rispetto a quelli che si trovano nel resto d'Italia, anzi la presenza di allevatori del continente fa capire che abbiamo veramente degli allevamenti di grande qualità ed è un settore su cui sicuramente bisogna investire. A certificare la qualità dei bovini in passerella è il lavoro dei giudici. Cerchiamo di ottenere un animale che sia alto, lungo, profondo di torace, ma soprattutto stiamo cercando di selezionare un animale che abbia una precocità incredibile allo svezzamento, cioè l'animale deve essere precoce, deve mettere i chili il più velocemente possibile, quindi oltre a questo cerchiamo soprattutto da pochi anni di affinare l'osso dell'animale, cioè più l'osso è fine più avremo un animale precoce e prima avremo carne e prima l'allevatore potrà vendere il vitello da ristallo oppure ingrassarlo. Proprio la chiusura in Sardegna della filiera delle carni è uno dei nodi da sciogliere nel comparto dell'allevamento bovino. In Sardegna abbiamo tanti vitelli, purtroppo non riusciamo a finire la filiera, a ingrassarli. Questi vitelli vengono venduti fuori
e poi è un controsenso perché in Sardegna si importa la carne da fuori, quindi bisognerebbe riuscire a chiudere la filiera, a ingrassare questi vitelli in Sardegna per poi dare un prodotto nato e allevato in Sardegna. A dimostrazione di come i temi discussi nelle 3 fiere si intreccino l'uno con gli altri, ecco la cooperativa produttori che ad Arborea, proprio nel settore carni, sta portando avanti un progetto tutto sardo. Sì, è un progetto che è iniziato 3 anni fa, un progetto che è finalizzato a istituire proprio una filiera della carne sarda. Noi abbiamo un nostro centro di ingrasso che ingrassa intorno ai 4.000 vitelli, che raccogliamo prevalentemente nel nord Sardegna, soprattutto in Gallura, della linea Vacca-Vitello. Crediamo che la potenzialità che ci sia in quel settore sia veramente importante. Ricordo a tutti che la Sardegna importa il 70% della carne che consumiamo, quindi io credo ci siano spazi di mercato importanti. Il nuovo bando sul benessere animale a valere sul PSR darà ulteriore impulso alla chiusura della filiera e tenterà di sfruttare le grandi potenzialità di crescita del settore del bovino da carne. Le risorse del programma europeo sono 1.308 miliardi, molte di queste risorse sono state destinate anche in questa programmazione allocate sugli strumenti di benessere che abbiamo deciso di allargare non soltanto agli ovini come anche in passato accadeva, ma al bovino da carne, al bovino da latte, quindi che interesserà il comparto di Arborea e anche ai suini. 29 allevamenti iscritti al concorso e 2000 capi presenti che rappresentano il meglio della genetica della razza ovina sarda. In questi ultimi anni il management aziendale di allevamenti è molto cresciuto, quello che è rimasto fortunatamente è l'abitudine dei nostri allevatori di portare le pecore al pascolo e quindi tutelare il territorio e garantire produzioni di qualità. Le parole del presidente dell'Associazione Nazionale della Pastorizia ci portano a Macomer alla 10ª mostra degli ovini di razza sarda. La pastorizia, la zootecnia, la pecora rappresentano le radici del nostro territorio, di tutto il margine e di tutta la Sardegna. Sono quell'economia sicura, la nostra vera industria che noi dobbiamo riuscire a declinare bene. Quindi la pecora, il latte, i formaggi, i cibi di qualità. Quindi noi cerchiamo di rafforzare le nostre radici, potenziare questa economia che è quella che veramente da sempre tira e che ha ancora spazi di miglioramento. Quella dei campi è la vera industria del margine, l'unica rimasta. Negli stand di Monte Sant'Antonio l'eccellenza di un comparto che negli ultimi decenni ha subito profonde trasformazioni. Una pastorizia sempre più stanziale, sempre meglio legata all'innovazione tecnologica e al benessere animale, con meno aziende e più capi, per prodotti, latte, formaggi, carni di qualità riconosciuta e spesso certificata da marchi importanti, come nel caso dei pecorini DOP e dell'agnello IGP. In questi ultimi 30 anni la pastorizia è profondamente cambiata. Tenete conto che fino a 30 anni fa solo il 40% degli allevatori aveva un fondo proprio, oggi quasi tutti hanno un fondo proprio, non erano presenti gli ovili, oggi sono presenti dappertutto, non erano presenti mungitrici meccaniche, non si coltivavano i terreni, insomma era un altro mondo. Oggi siamo all'interno del XXI secolo, vi è tanta tecnologia nelle aziende e i nostri agricoltori e allevatori si sono adeguati a quello che è il progresso tecnologico. Resta l'importanza del pascolo? Il pascolo è la base di tutto, l'80% di tutta l'alimentazione è basata sul pascolamento di erbe e questo trasferisce ai prodotti latte e carne delle qualità che sono assolutamente inimitabili. Bisogna saper comunicare questa cosa nei confronti dei consumatori. C'è tanto da fare, ma su questo se appunto si stringono le opportune sinergie con chi si occupa anche di marketing, questo dobbiamo far conoscerlo a tutti, abbiamo spazi di crescita enormi. Le produzioni crescono in maniera esponenziale e hanno bisogno di una collocazione mercantile a delle quotazioni adeguate e questo può avvenire se c'è un concerto delle parti che governano l'emissione del prodotto e le produzioni. Anche a Macomer, qualità degli animali sottoposta alla valutazione dei giudici. Che abbia una buona morfologia, una buona struttura come pecora, ma la cosa principale è la mammella che dà il latte e deve avere dei capezzoli ben indicati in modo da mungerla ottimamente con la mungitrice meccanica, una forma della mammella globosa che possa includere il più latte possibile e che sia ben attaccata
come legamenti forti, e queste sono le indicazioni principali. L'introduzione 10 anni fa della misura del benessere animale ha portato grandi vantaggi al comparto ovino, a un rapporto sempre più stretto fra allevatori e tecnici dell'ARA e a sfruttare al meglio l'innovazione. La qualità è notevolmente migliorata. Il piano del benessere animale, ormai in essere da 10 anni, ci ha dato dei risultati estremamente interessanti. Contenuto in cellule somatiche, che è un indicatore di qualità del latte, si è di fatto dimezzato in questi 10 anni. Gli animali sono diventati più fertili, più longevi, e la qualità intrinseca anche del prodotto in termini nutrizionali è notevolmente migliorata. Per cui un animale che sta bene produce meglio e prodotti di migliore qualità. Il compito dell'associazione allevatori è quello di dare assistenza tecnica alle aziende, quindi consulenza e formazione agli allevatori. Il gruppo che fa assistenza tecnica è formato da agronomi veterinari, sono circa 250 in tutta la regione, divise equamente tra agronomi veterinari, e hanno il compito di andare tutti i giorni nelle aziende per informare gli allevatori e formare soprattutto sulle buone pratiche agricole, e quindi dare consigli sulla gestione dei pascoli, sull'alimentazione, consigli sulla sanità degli animali, concimazioni, tutto quello che riguarda un'azienda agricola, quindi in modo che gli animali possano essere gestiti in modo da avere un certo benessere. Una mostra di riferimento in tutta la Sardegna, particolarmente importante per il nostro territorio, ma che da decenni ormai è riconosciuta come di importanza regionale. Questa è l'economia che vogliamo, questa è l'economia che abbiamo ereditato grazie a una consolidata tradizione cooperativistica. Manuela Pintus, sindaco di Arborea, ci introduce alla Fiera dell'Agricoltura. Siamo nel cuore della produzione del latte vaccino. Oltre 30.000 capi delle razze bruna e frisona danno un latte che, grazie alla cooperativa 3A, trova oggi mercato non solo in Sardegna ma anche nella penisola e all'estero. Gli arrivi sono stati 137 in totale, 30 brune e 107 frisone. È una delle mostre regionali più partecipate a tutt'oggi d'Italia, perché abbiamo avuto delle regionali e delle interregionali addirittura con 60, 70, 80 capi. Vengono sempre a trovarci anche allevamenti di Cagliari e di Sassari come quest'anno. Gli animali devono essere strutturati bene, devono essere molto equilibrati, come ho detto prima nei commenti, nella struttura, nella solidità, nella forza, ma soprattutto nell'apparato mammario, che deve essere ben equilibrato tra quarti anteriori, posteriore e l'impostazione dei capezzoli. Sicuramente la qualità del latte è la cosa indispensabile oggi, è quello che fa la differenza dei nostri allevatori è la qualità del prodotto che produciamo. Quando si parla di metodo, strategia, programmazione, attenzione al benessere animale, qui si fa riferimento a una pratica ormai diffusa, a un modello da esportare. Dicono che l'isola felice delle mucche, e non è un detto ma è proprio un fatto, perché queste mucche qua oggi hanno veramente tutto il comfort possibile e immaginabile, guardando come sono sistemate le cuccette, con paglie sempre pulite, sempre asciutte, guardando la ventilazione perché hanno bisogno di essere ventilate, ci sono le docce per rinfrescarle. Abbiamo l'alimentarista che segue sempre la razione per tenerle sempre in una condizione ottimale. Che si tratti di latte ovino o bovino, a totale garanzia del consumatore, l'ARAS si è dotata di un proprio sistema di controllo, un meccanismo di autotutela che prevede l'analisi costante e rigorosa dei campioni prodotti da oltre 15.000 aziende sarde che confluiscono a cadenza periodica nel laboratorio regionale di Nuraginieddu a Oristano. 500.000 campioni circa all'anno, per un totale di 5 milioni di dati analitici. Le aziende seguite intorno alle 15.000, cioè quasi tutto il patrimonio di animali che producono latte presente in Sardegna. I controlli funzionali riguardano la tenuta dei libri genealogici e quindi campioni sul latte di singolo animale per verificare la trasmissione del patrimonio genetico da generazione in generazione. Controlli qualità latte invece un campione di latte massale prodotto dall'azienda
per avere informazioni sulle condizioni di produzione di quell'azienda in conformità ai regolamenti comunitari, nazionali e regionali, e poi informazioni sulla sanità degli animali presenti in azienda, su informazioni relative allo stato di alimentazione e di benessere dell'azienda, degli animali in azienda. I principali parametri, quelli obbligatori per legge, la carica batterica per tutti i tipi di latte, la ricerca degli antibiotici sempre per tutti i tipi di latte, e le cellule somatiche, importanti come parametro di qualità del latte in ambito regolamento comunitario, ma per il latte vaccino, ma altrettanto importante nel latte ovino come controllo del benessere degli animali, e anche nel latte caprino per il benessere degli animali e la misura sul benessere degli animali. E poi ci sono quei parametri che danno premialità al momento del pagamento del latte, che hanno dunque un valore più commerciale. Principalmente grasso e proteine, perché è su quelli che viene basata la qualità merceologica del prodotto latte, perché da quelli dipende il valore in trasformazione del prodotto. Abbiamo conosciuto il sistema di autocontrollo dell'ARA per quanto riguarda la qualità del latte, sia ovino che bovino. Farete qualcosa anche sul fronte carni, c'è qualcosa sul fronte agnello IGP, però tutto il resto è ancora da strutturare? Beh, adesso lo stiamo facendo sull'agnello IGP tramite la società di certificazione l'INEQ, un tipo di analisi che secondo i principi della sostenibilità, perché è fatta con un'attrezzatura che è il NIR, a costi bassissimi, con risultati immediati, con delle ricerche che stiamo facendo con la Facoltà di Biologia di Cagliari. Dovremo implementare questo tipo di servizio non solo alle carni bovine, e questo ci stiamo attrezzando, ma anche relativamente a tipologie di dati completamente diversi, tipo appunto metalli pesanti e quant'altro. Ad affiancare il sistema di analisi il programma di selezione genetica. Adesso si lavora più che altro a livello di genomica per accelerare i tempi di riscontro dei valori dei tori. I tori vengono individuati i miglioratori, e quindi con le caratteristiche che si vogliono imprimere sulle vacche, sulle future vitelle che nascono, per cui si fa la genomica anche sulle vitelle e si fa poi il cross migliore per ottenere i risultati ottenuti. Gli allevatori sono il nostro pane, loro hanno in mano le ultime innovazioni, gli ultimi ritrovati per poter progredire in questo settore che sta diventando sempre più difficile. I giovani e il ritorno alle campagne, gli appuntamenti di Ozieri, Macomere e Arborea hanno dimostrato che investire in agricoltura e allevamento non fa più paura. Il momento più buio sembra alle spalle, il fallimento di altre politiche di sviluppo ha portato a trovare rifugio nel lavoro dei campi, un mestiere che è profondamente cambiato, sempre più accompagnato dall'innovazione tecnologica. Non che manchino i problemi, abbiamo detto, della filiera delle carni bovine incompleta, resta aperta la vertenza prezzo del latte ovino, le contraffazioni sono un pericolo, mentre il latte vaccino deve fare i conti con i tanti prodotti di importazione spesso non tracciati. Eppure fra le nuove generazioni c'è un clima di fiducia e un rinnovato ottimismo. Un sacco di giovani che stanno dando all'agricoltura e alla zootecnia e stanno facendo diventare la Sardegna una realtà molto importante a livello nazionale. Produzione di qualità e soprattutto a tutela del territorio. Abbiamo iniziato a vendere arieti tramite WhatsApp, filmati e cose così, quindi si può dire che un pochino l'era digitale è iniziata anche per le pecore. Un momento positivo, speriamo insomma che non si smetta mai di crederci. La genetica è un po' particolare, difficile, però alla fine chi la dura la vince. Ho iniziato da qualche anno a fare selezione per migliorare sia dal punto di vista genetico, cercare di migliorare dal punto di vista delle produzioni e quant'altro. Ci vuole tanta passione e pazienza perché non è facile. Abbiamo 3 tipi di allevamento, non solo mucche ma anche capre, pecore, diversifichiamo, diciamo così, dai. Io ho 40 anni, però sono 20 anni che faccio questo mestiere, se c'è un giovane che vuole fare questo mestiere lo incoraggerò sicuramente. Oggi se vogliamo far sì che loro stiano al meglio bisogna puntare sul benessere animale.
Che poi significa più qualità anche. Più qualità assolutamente. Qualità, ma specialmente loro avere una longevità più elevata. Lei viene qui col figlio, quindi c'è da tramandare una tradizione di famiglia? Certo, io vengo soprattutto per mio figlio perché è molto appassionato ed è lui che mi trascina in questa manifestazione. Come avete ben notato sono tanti i giovani che partecipano, molto entusiasti nel fare questo mestiere. Cerco di mettere insieme lo studio con l'azienda, anche se non è facile, non sono proprio vicino all'azienda, ma cerco comunque di fine settimana di essere presente con mio padre. Queste nuove generazioni tornano nell'agricoltura per due ragioni, probabilmente per una riscoperta di un modo di vita diverso di quello che finora è stato forse un modello, e dall'altro perché tanti settori produttivi sono in grande crisi. Abbiamo parlato di un comparto che si rinnova, di pari passo cresce il settore dei servizi. Quello di Arborea è un modello economico fondato sul sistema delle 3 grandi cooperative che condividono la base sociale e gli obiettivi di sviluppo: latte, ortofrutta, carni e credito. In un momento come questo, che l'economia purtroppo non dà spazio ai giovani, e lo sappiamo tutti, siamo di grande supporto alle imprese locali, che possono essere di carattere artigianale, industriale e ovviamente agricolo, che riguarda anche l'allevamento, gli ovini, i caprini, e in particolar modo per Arborea il nostro patrimonio delle nostre mucche da latte, che ben tutti quanti conoscete. I progetti delle nuove imprese, delle start-up che proponevano qualcosa che si riteneva interessante, li abbiamo sempre finanziati con fiducia. Siamo in chiusura, tempo di bilanci, cosa possiamo dire in chiusura dell'appuntamento di Arborea? Intanto, nonostante il tempo inclemente, 3 manifestazioni riuscitissime, sia in termini di qualità degli campi presenti nelle diverse mostre, dove veramente abbiamo raggiunto il massimo. Mi riferisco soprattutto al settore bovino da carne, dove animali così era da molto che non si vedevano in Sardegna, ma anche nell'ovino, giovane che ha vinto. E qui ad Arborea, dove come al solito siamo al top della zootecnia da latte a livello nazionale. Ci lasciamo proiettandoci verso il futuro con un ultimo segmento del nostro approfondimento che dedichiamo alla 3A, che dopo il latte, i formaggi, lo yogurt e i succhi di frutta va a produrre biometano. Qui oggi troviamo i primi 2 mezzi per il trasporto di merci che vanno a metano. Stiamo concludendo la fase di progettazione esecutiva del nostro impianto per la produzione di biometano da reflui zootecnici, e quindi creando fondamentalmente una nuova filiera, che è una filiera energetica rinnovabile, che riuscirà appunto a migliorare la compatibilità ambientale delle attività zootecniche, migliorare quindi la qualità dell'acqua, ma anche migliorare la qualità dell'aria, e tutto questo si concretizzerà con una migliore performance ambientale della filiera lattiero-casearia. Un altro esempio di diversificazione è un altro esempio di innovazione, conservando la tradizione di quello che è l'allevamento sardo. Facciamo emergere tutta quella cultura nascosta che c'è nei nostri pastori, nei nostri allevatori, e il risultato è un effetto esplosivo.